E anche questa settimana siamo in chiusura di trasmissione, parliamo, come facciamo tutti gli anni, da almeno 10 anni, con Antonio Orione, della situazione del settore auto. C'è una voce secondo la quale il 2023, pur non essendo stato un anno eccezionale, sia risultato in crescita rispetto a 12 mesi fa. Sì, l'annata è in crescita rispetto al 2022, ma bisogna tenere presente i motivi che hanno tenuto, basso il numero delle immatricolazioni dello scorso anno. Nello scorso anno c'era il grave problema della filiera produttiva, cioè le vetture arrivavano dopo 8-9 mesi dall'ordine e quindi è stata un'annata assolutamente scadente sotto il profilo dei volumi. Quest'anno la situazione sta migliorando, allo stato attuale è difficile aspettare più di 3, 4, 5 mesi per un'auto, quindi ci sono più targhe, ma a livello commerciale i numeri di quest'anno, sebbene siano positivi, parliamo di un incremento a livello nazionale del 12-13%, in Sardegna siamo sul 6-7%, l'incremento è inferiore. Se confrontati anche con gli anni immediatamente post-Covid, sono numeri bassi comunque. Le annate buone, sono finite nel 2018-2019. Ecco, andiamo per ordine, Orione. Come è stato risolto, almeno in parte, il problema della componentistica? Beh, allo stato attuale c'è un maggiore equilibrio, nel senso che tutti i produttori, non solo quelli di auto, hanno chiaramente cercato di limitare i danni, aumentato i fornitori e quindi i tempi di costruzione di un'auto sono diminuiti. La problematica dei chip è quasi risolta, ci dicono. Chiaramente il problema che diventa sempre più pressante è dovuto al fatto che le auto sono sempre più complesse dal punto di vista elettronico e informatico, per cui la quantità di componentistica elettronica presente in un'auto moderna è altissima. È un po' anche questo che ancora frena. Le auto sono connesse, nel senso che hanno all'interno un dispositivo che le rende come un telefonino, per cui oggi le auto sono anche più costose per questi motivi e le problematiche di fornitura continuano a persistere anche se in tono minore. Andiamo ai numeri. Alla fine del 2023 il parco nazionale delle autovetture è rappresentato per l'elettrico solo per il 0,5%. L'Italia, sappiamo, è assieme ai paesi dell'est il fanalino di coda per il mercato delle vetture elettriche totali, per tanti motivi, non ultimo il fatto che siamo in ritardo con l'adeguamento della rete distributiva dell'energia e al tempo stesso anche dalla tendenza mediatica a denigrare / discriminare le vetture elettriche con facile cassa di risonanza sui social, perché molte persone, pur non conoscendo il prodotto, detestano l'idea della vettura elettrica così per partito preso, quindi una serie di concause determinano che l'acquisto dell'auto elettrica è ancora vista come una cosa eccezionale. È in crescita, ma a livello di vendite parliamo di circa 4% del mercato delle auto nuove. Spesso e volentieri questa quota è supportata dagli acquisti dei noleggi, delle società che magari sono un pochettino più progressiste sotto il profilo dell'adozione dei nuovi sistemi. La tendenza è a crescere, se non altro per il fatto che ci saranno sempre più modelli nuovi solo elettrici e sempre meno modelli termici o ibridi, per cui diciamo che è un mare che difficilmente si potrà arrestare. Numeri Sardegna, abbiamo 1650 auto elettriche circolanti e 1400 centraline, ma di queste 1400 la gran parte sono disseminate a macchia di leopardo, gran parte nel Cagliaritano,
Gallura, Sassarese, Centro Sardegna pochissime. Ma guarda, il problema appunto è molto sentito, perché è chiaro che il consumatore, finché non si trova sotto casa la colonnina, può essere restio all'acquisto dell'auto elettrica. Il PNRR prevede una serie di investimenti importanti sotto questo profilo. È chiaro che non ci si può comunque basare solo sulle colonnine pubbliche. Se uno deve acquistare un'auto elettrica deve avere una fonte di approvvigionamento anche, diciamo, o sul luogo di lavoro o a casa, cioè dove l'auto sosta per più ore. Se ci dovessimo affidare esclusivamente alle colonnine pubbliche non è facile la gestione, cioè la similitudine con la benzina qui non va d'accordo. Dobbiamo pensare, io faccio un esempio banale, la colonnina dell'approvvigionamento elettrico come alla cucina in casa. Sapendo che si mangia tutti i giorni non ti puoi fare una casa senza la cucina, sei costretto ad andare sempre al ristorante. Così è l'energia, non puoi pensare di diciamo, ricaricarti esclusivamente nei parcheggi o lungo le strade, devi avere modo, magari con sistemi più semplici della colonnina, di adeguare il tuo pieno tutte le sere quando rientri a casa, o se percorri pochi chilometri non è neanche necessario caricarle tutti i giorni come un telefonino. Su questo c'è molta disinformazione, molta ignoranza e quindi l'elettrico stenta a decollare, ma non si può pensare che non adottando, diciamo, ognuno di noi l'idea di avere in futuro un'auto elettrica, l'auto elettrica sparisca dal mercato, perché purtroppo è la legge che impone sistemi a emissioni zero. Noi adesso vendiamo auto a basse emissioni, per il legislatore non è sufficiente, vuole emissioni zero, quindi in qualche modo entro i prossimi 12 anni bisognerà arrivare a questo livello di emissioni. Ci sono altre soluzioni, non c'è solo l'auto elettrica, però per adesso questa è la soluzione. Le case si stanno adeguando, hanno già fatto gli investimenti, non si può neanche tornare indietro. Da poco vari amministratori delegati hanno detto ormai noi abbiamo convertito le fabbriche, non è che potete cambiare idea e dirci no, torniamo all'antico. È un po' una situazione complessa da spiegare. Da storico venditore di auto di costruzione asiatica, il fatto che all'ultimo Salone di Ginevra 6 stand su 10 erano ad esposizione esclusivamente del mercato cinese. Beh, i cinesi oggi sono, a livello produttivo, non sono nel mondo dell'auto, i fabbricanti del mondo. Le industrie sono tutte lì o comunque in Asia, in paesi diciamo meno avanzati, dove però le fabbriche vengono impiantate da produttori giapponesi, coreani, cinesi o indiani. Sono una realtà emergente, chiaramente sfruttano i vuoti lasciati dagli altri produttori, sfruttano politiche di prezzo molto aggressive, soprattutto perché diciamo oggi il brand, quando il prezzo è decisamente più basso, importa meno. Alcuni clienti, diciamo, si fanno irretire da macchine che da ferme sono abbastanza piacevoli, poi ci sono delle differenze, ma magari nel corso dei prossimi lustri si attenueranno sempre di più, anche perché i cinesi stanno investendo moltissimo su tutte quelle che sono i prodotti ad alto valore aggiunto ed alta tecnologia. Diciamo che i produttori cinesi, o in accordo con altri produttori occidentali o da soli, è previsto che nel prossimo decennio raggiungeranno anche 1/5 del mercato delle vendite in Europa. Conclusioni. La scorsa settimana il ministro Urso, ministro del Made in Italy, ha annunciato un investimento di 6 miliardi di euro per rilanciare la costruzione dell'auto in Italia. Non vorrei sembrare politicamente orientato, ma è molta demagogia e poca pratica. Il produttore nazionale, che ormai non è più nazionale perché fa parte di un gruppo
multinazionale con sede fuori dall'Italia e con fabbriche purtroppo fuori dall'Italia, ha sempre usufruito, diciamo, di contributi statali per sostenere l'occupazione più che la produzione. Oggi le fabbriche italiane producono poco, il Ministro sta cercando di stimolare il produttore italiano a investire sul territorio nazionale per creare posti di lavoro. A mio giudizio forse sarebbe stato meglio dire abbiamo 6 miliardi per chiunque voglia venire a investire sul mercato produttivo nazionale piuttosto che destinarli esclusivamente all'ex Fiat, ora Stellantis. Ma questa visione miope per cui dobbiamo darli per forza a qualcuno con un cognome italiano che poi magari se li tiene li usa per altro, e così da decenni, quindi non credo che sarà possibile vedere facilmente un incremento di produttività. Siamo alle conclusioni, cerchiamo di vedere quelli che saranno i prossimi 12 mesi. All'orizzonte non si parla più di grandi incentivi per cercare di ringiovanire il parco auto nazionale. La cosa è stata, diciamo, stabilita, le cifre sono relativamente basse, è un po' una fotocopia della fotocopia dei vecchi incentivi, partiranno da gennaio, ovviamente siamo esperti di rottamazione ormai in Italia, i parametri, l'auto di 10 anni sotto certi limiti di emissioni funzionano, ma resta il problema che c'è una gran parte di utilizzatori dell'auto che non la può cambiare neanche se tu gli dai un incentivo, e sono le auto più vecchie, quelle in mano a persone che hanno poca capacità reddituale, che avrebbero bisogno di sparire, non quelle magari fatte 10 anni fa che comunque inquinano sempre meno di quelle che circolano da 20 anni. Quindi c'è un limite. Aiuta il mercato, per carità, dà una mano anche a noi che le vendiamo, ma lo scopo, cioè quello di abbattere le emissioni delle auto più vecchie, credo che non sarà raggiunto. Chiacchieriamo di auto, l'abbiamo detto in apertura, da oltre 10 anni, ma in questo arco di tempo è cambiato in modo assoluto il modo di vendere l'auto. Oggi l'auto in molti casi non viene più venduta, viene noleggiata. Beh sì, il mercato del noleggio è diventato diciamo, il secondo canale più importante dopo il mercato dei privati. Le auto si noleggiano prevalentemente a medio termine o a lungo termine, soprattutto le partite IVA, le aziende non acquistano più l'auto, la noleggiano per semplicità, a parità di costo di gestione è anche conveniente, ci sono delle fiscalità di vantaggio. Per i privati esiste il noleggio a medio termine o il car sharing, che può essere una sostituzione, diciamo, del possesso dell'auto, però fondamentalmente anche qui, come tutte le cose nuove, sembra brutto dirlo, ma nel nostro paese stentano un po' a decollare. Sicuramente si andrà verso quella direzione, come è successo per altri, diciamo, prodotti, dove il possesso a volte diventa anche antieconomico o comunque scomodo. Banalmente, anche solo per il parcheggio, se tu abiti in un centro cittadino molto congestionato, devi possedere un parcheggio se hai l'auto di proprietà, se invece la noleggi tutte le volte che ti serve, il parcheggio è del noleggiatore. Però ci dobbiamo ancora arrivare, insomma. Ma è un fenomeno destinato a crescere. È un fenomeno destinato a crescere, ti faccio un esempio: Toyota, che insomma è il leader mondiale nella produzione di auto, si sta spostando, soprattutto sta incrementando tutti gli investimenti proprio per queste forme alternative di mobilità attraverso il noleggio di car sharing o a medio termine o a lungo termine, perché la tendenza a livello mondiale è proprio questa. Inutile possedere qualcosa 24 ore su 24 quando magari poi la usi per 10 minuti al giorno. Il concetto in alcuni paesi è passato facilmente, in paesi dove si è abituati ad affittare tutto. In Italia, siccome l'auto è ancora una cosa che diciamo, si preferisce possedere, e spesso
si possiede anche solo per dimostrare il proprio status, è più difficile che questo prenda piede presso i privati. Presso le aziende è la forma di acquisto più normale. Oggi 3 su 4 delle auto che vendiamo a, diciamo, società o anche enti adesso viene noleggiata. È decisamente una semplificazione dell'utilizzo. Grazie davvero Antonio Orione. Abbiamo concluso anche l'appuntamento di questa settimana, ci rivediamo tra 7 giorni. Grazie ancora. Grazie e buon Natale. Panorama Sardo, in collaborazione